Sarà una doppia gestione quella a cui andrà incontro il comune di Lavagna. Da una parte il sindaco, il cui nome uscirà dalle prossime elezioni, attese da 3 anni, dall'altra la commissione di liquidazione. A spiegarlo il dottore commercialista Marco Rossi. La commissione è un organismo che sarà composto da 3 persone, nominate dal Presidente della Repubblica. Potranno essere dipendenti ministeriali, prefetti e così via. A loro il compito di accertare tutti i debiti e i crediti maturati al 31 dicembre 2018, spiega Rossi, ossia la gestione che precede la delibera di dissesto. 2 gestioni differenti dunque. Il sindaco si occuperà delle risorse nuove, quelle che emergeranno dal nuovo bilancio, la commissione di quelle pregresse. Accertati i debiti accumulati e i crediti, l'organismo dovrà fare un riparto e avviare il recupero finanziario. Ci sono diverse strade, sottolinea Marco Rossi. Intanto le imposte. Le aliquote resteranno ai livelli massimi. Secondo, la possibile alienazione di beni comunali. Terzo, un'eventuale riduzione del personale. Non vuol dire che i dipendenti resteranno a casa, spiega Rossi, ma che saranno avviate procedure di mobilità volte alla loro ricollocazione. In questa situazione di fallimento, va avanti il commercialista, gli importi dovuti ai creditori non saranno totalmente pagati, ma saldati in modo proporzionale. È la prima volta che un comune del Tigullio viene interessato da un dissesto finanziario, una situazione che Lavagna affronta dopo 3 lunghi anni di commissione straordinaria, imposta dallo scioglimento del comune per infiltrazioni mafiose. Il piano di riequilibrio finanziario presentato dai commissari era stato rigettato lo scorso dicembre dalla Corte dei Conti della Liguria nella sua funzione di controllo, una sentenza alla quale il comune ha fatto ricorso. Questa mattina a Roma le sezioni riunite del Tribunale Contabile lo hanno respinto. Ora non ci sono più possibilità. Il comune, si legge in una nota dei commissari, procederà a dichiarare il dissesto finanziario.